Rieccoci cari telespettatori con un altro ospite per un'altra intervista di approfondimento. Siamo sull'attualità politica internazionale e lo facciamo ancora con il dottor Marco Di Liddo, ben ritornato qui con noi, professore senior analyst CESI, specialista Russia e zone balcaniche. Ben arrivato. Grazie e buonasera a chi ci sta guardando. Allora professore, come sempre, come la volta precedente, diamo due spiegazioni sull'attività che svolge il CESI, che cos'è, perché magari non tutti ne sono a conoscenza. Certo, con piacere. Noi siamo uno dei principali think tank italiani e siamo specializzati nell'analisi delle dinamiche politiche, economiche e securitarie a livello internazionale. Il nostro istituto parla sia con imprese private, anche molto importanti, sia italiane che estere, e soprattutto è consulente, fa progetti con il Ministero della Difesa, il Ministero degli Esteri e gli osservatori di politica internazionale del nostro Parlamento. Ecco, in base appunto a queste analisi preliminari, adesso un po' spulciando tra le varie notizie, emergono sempre dei fatti, tutto sempre posteriori, in cui appunto si osserva che c'erano elementi sintomatici molto chiari da diverso tempo che la Russia avrebbe attuato un piano di invasione di questo tipo. Non si immaginava di questo tipo, però comunque non sarebbe stata ferma. Gli Stati Uniti ne erano a conoscenza, c'era del fermento, semplicizzando i termini, ne erano stati avvisati anche gli ucraini stessi, tanto è vero che sono riusciti in qualche modo alla prima azione in qualche modo a pararla, diciamo. Era così? Anche voi analisti avevate colto dei segnali da tempo precedente che potevano poi essere sintomi di quel che poteva accadere? Sarebbe potuto accadere? Allora, guardi, il fatto che la guerra in Ucraina potesse scoppiare nuovamente era un fatto noto dal 2014 e a voler essere anche un po' più cinici dal 1991, quindi dalle immediate vicinanze dell'indipendenza ucraina e dalla caduta del muro di Berlino. Perché? Perché l'indipendenza ucraina era avvenuta in un momento molto particolare di grande debolezza delle istituzioni russe e di frammentazione di quelle sovietiche, e quindi Mosca non avrebbe potuto reagire in quel momento ad una eventualità che considerava all'inizio degli anni 90 un male necessario e non rimediabile nell'immediato. Però noi non dobbiamo mai dimenticarci che i russi e la Russia hanno una concezione di se stessi imperiale e non riconoscono alle periferie di questo impero e ai popoli che vi abitano una dignità nazionale pari alla loro. Quindi non appena le condizioni sono diventate positive per Mosca, la politica estera del Cremlino è tornata ad essere molto aggressiva. L'abbiamo visto in Georgia nel 2008 e l'abbiamo visto in Ucraina appunto nel 2014. Quello che era successo nel 2014 però era soltanto un'anticipazione, perché gli accordi di Minsk, quindi il cessate il fuoco e l'annessione della Crimea, rappresentavano soltanto una momentanea interruzione delle ostilità. Quindi i fattori di crisi erano evidenti, bisognava soltanto capire quando la Russia avrebbe attaccato e soprattutto intuirne la magnitudo. Quindi noi come istituto avevamo la certezza che l'invasione ci sarebbe stata, naturalmente per dovere d'onestà la magnitudo di questa invasione non era prevedibile, perché noi non abbiamo la sfera di cristallo e quindi non possiamo capire poi quali siano gli ordini e i piani dell'esercito russo. E lo stesso vale per gli Stati Uniti. Alla fine gli Stati Uniti e la CIA hanno evidenziato il fatto che ci sarebbe stata una invasione dell'Ucraina, ma anche lì la magnitudo non era facilmente calcolabile. In un certo senso l'idea di dire che
i russi avrebbero attaccato Kiev, avrebbero attaccato il paese su tutti i fronti possibili e immaginabili. Per certi aspetti è stata anche un'abile manovra politica, supportata però da fonti di intelligence, che poi serviva ad aumentare la consapevolezza europea e che ha dato un nuovo e grande prestigio alle agenzie di intelligence statunitensi. Ecco, in quest'ottica qui però non certo di tranquillità geopolitica, allertare i mercati, non tanto i mercati finanziari quanto i mercati veri e propri, visto che siamo in un'era di globalizzazione, stiamo vedendo le conseguenze, le ripercussioni gravissime che ci possono essere, non parlo soltanto del gas ma anche di altre materie prime di cui abbiamo estrema bisogno. Non era opportuno farlo, c'era tanto tempo, anche delle piccole scaramucce comunque avrebbero potuto mettere in discussione una tranquillità di mercato quando in gioco c'erano due realtà da cui noi come Europa dipendiamo in modo rilevante, no? Non si poteva ipotizzare una cosa col senno di poi, però di fatto gli sintomi c'erano da qualche tempo e lei dice era quasi certo, insomma, se lo dite voi studiosi, immaginiamo le intelligence internazionali. Guardi, bisogna distinguere sempre il piano degli esperti, il piano degli studiosi, degli analisti, il piano delle agenzie di intelligence con il piano politico, perché non è detto che una analisi fatta da istituti privati o dai servizi di intelligence poi sia necessariamente ascoltata e recepita dalla classe politica, perché la classe politica ragiona in alcuni casi anche con categorie che sono diverse, con esigenze che sono magari diverse rispetto a quelle che cerca di proporre e tutelare un istituto di analisi o un'agenzia di intelligence. Per essere chiari, l'agenzia di intelligence e l'istituto di analisi privato ha come principale obiettivo del suo lavoro l'interesse strategico di un paese o, nel caso di un istituto privato, di un cliente che può essere anche un cliente privato. Con la politica in alcuni casi subentrano degli altri fattori che possono essere di opportunità, che possono essere di rielezione, che possono essere di equilibrio parlamentare e quindi non tutte le indicazioni possono essere ricevute al 100%. Detto questo, il problema della dipendenza europea dalla Russia non si pone negli ultimi 8 anni, ma si pone negli ultimi 20, cioè da quando l'Europa occidentale e poi quella orientale ha deciso di tenere il livello delle forniture, soprattutto di gas e petrolio, così alto. È ovvio che una dipendenza di questo tipo espone ad un rischio economico e politico altissimo, ma questo non vale solo per la Russia, vale per qualsiasi altro paese rispetto al quale ci possa essere un rapporto di dipendenza da qualcosa dello stesso tipo. Il vero dramma è stato quello di non alleggerire questa dipendenza, di non pensare a una diversificazione delle forniture in modo da diminuire gli impatti eventuali di quello che sta succedendo adesso. E non mi riferisco soltanto al gas e al petrolio, ma anche al grano, al mais, ai fertilizzanti, a tutto quello che noi importiamo dalla Russia. Certo, la ratio di questa dipendenza era una ratio soprattutto di tipo economico. Il gas russo solitamente aveva un prezzo di mercato molto concorrenziale, aveva la certezza delle forniture, il grano russo aveva un prezzo e quello ucraino avevano un prezzo migliore rispetto insomma, ad altri paesi, a quello proposto da altri paesi fornitori e soprattutto potevano arrivare in Europa con ragionevole certezza. Se dobbiamo differenziare le forniture di materie prime vuol dire anche considerare i costi di trasporto, vuol dire anche considerare i costi di produzione, di estrazione di quelle materie prime nei paesi fornitori. Quindi che cosa è successo? Che probabilmente il calcolo è stato il seguente: ci conviene importare dalla Russia perché il rapporto tra prezzo
opportunità che possiamo avere poi per le nostre imprese sul mercato russo, sicurezza delle forniture, vale il rischio politico. Questo è stato probabilmente il ragionamento che è stato fatto e oggi quel ragionamento mostra tutti i suoi limiti. Chiaro. Un'altra realtà enorme che fonda la propria ricchezza anche in parte, visto che il consumo interno non riesce a sopperire abbondantemente, è la Cina. La Cina che sembra stare a guardare, anche se comunque appoggia, l'ha detto, appoggia in tutti i sensi la Russia, però vive di un equilibrio economico-politico internazionale, è un dato di fatto, cioè se i consumi si muovono la Cina si arricchisce e cresce, viceversa non credo che potrebbe vivere solo di fonti di stabilità che vengono da un'area limitata del mondo addirittura. È così? Ha assolutamente ragione. Il punto è questo, la Cina è cresciuta economicamente in maniera impressionante negli ultimi 25 anni ed è diventata la prima manifattura al mondo. Quindi buona parte dei beni o delle componenti che utilizziamo per fabbricare, comporre, produrre i nostri beni di consumo vengono dalla Cina. Ovviamente la Cina però non vuole diventare semplicemente una fabbrica per fornire ai paesi, ai mercati più ricchi i beni di consumo, vuole diventare anche qualcosa di più, un produttore di tecnologia e soprattutto vuole in un certo senso investire nello sviluppo del mercato interno. In che senso? Andando a incentivare la capacità e il potere d'acquisto dei propri cittadini. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nei prossimi 20-25 anni noi assisteremo a un cambiamento dello scenario geopolitico, in cui la Cina non solo produrrà beni di consumo a basso indice tecnologico, ma al contrario produrrà sempre più alta tecnologia e vorrà che i suoi cittadini diventino a loro volta consumatori. Questo vuol dire che la Cina non avrà solo bisogno del mercato europeo che sta attaccando con la famosa via della seta, ma avrà bisogno anche di più energia per le proprie industrie e per i propri consumi. E questa energia arriverà dalla Russia. Quindi questo SWIFT del mondo, dell'economia globale, dall'Europa alla Cina, creerà che cosa? Un cambiamento nei rapporti internazionali. Per la Russia l'Europa non sarà più così importante, perché? Perché mentre i consumi energetici e quelli degli altri beni di consumo andranno man mano calando, in Cina e nell'Asia andranno man mano aumentando. Quindi sarà fondamentale per la Cina, per la Russia, nei prossimi 20-30 anni riposizionarsi in Asia. E proprio questo riposizionamento è anche alla base del calcolo della guerra in Europa. Cioè la Russia, pur di mettere in sicurezza il proprio fronte occidentale, è disposta a creare degli attriti, a creare un certo grado di frattura con l'Occidente, consapevole che il futuro del mondo sarà verso Pechino. Questa consapevolezza tiene conto anche che esistono gli Stati Uniti? Assolutamente sì, ma se noi andiamo a vedere l'interscambio commerciale della Russia con gli Stati Uniti è ridicolo rispetto all'interscambio commerciale con l'Europa e con la stessa Cina. Quindi l'unico pericolo che può arrivare per la Russia dagli Stati Uniti è proprio quello della frizione, chiamiamola così, dell'aumento dello sforzo in Ucraina. Gli Stati Uniti non andranno mai a ingaggiare militarmente la Russia, come del resto la NATO, perché? Perché si vuole evitare un conflitto mondiale, si vuole evitare l'escalation nucleare. Però gli Stati Uniti faranno tutto il possibile per rendere lo sforzo militare, politico ed economico russo il più esoso possibile. E soprattutto gli Stati Uniti dovranno capire cosa farà la Cina. Al momento Cina e Stati Uniti sono divisi da una rivalità strategica e questo spinge Pechino a sentirsi più vicina a Mosca che a Washington. Quindi a Washington non resta che fare cosa? Che riaumentare la propria influenza in Europa, a cominciare dalle forniture
di energia e non solo. Quindi la cosa triste è che in questo contesto l'Europa ha perso un po' il ruolo da protagonista politico e diventa un po' il tavolo su cui potenze e attori internazionali più forti si siedono a banchettare. Ecco, nel banchetto, a rovinare un banchetto naturalmente potrebbe essere un conflitto di portata transnazionale, con utilizzo anche di armi molto pesanti, lo sappiamo benissimo, ed è questa un po' la cosa che spaventa in generale, che muove anche i mercati, fa altalenare i mercati, può anche provocare delle ripercussioni, prima ancora che questo si verifichi di grande portata. Secondo lei, lei ha detto si vuole evitare il conflitto mondiale, si vuole veramente evitarlo? Perché gli Sì, Stati Uniti sono assolutamente lontani. sì. Assolutamente sì, il conflitto nucleare e l'internazionalizzazione del conflitto si vuole evitare a tutti i costi, lo vuole evitare l'Europa, lo vuole evitare gli Stati Uniti, la Cina, la Russia. La differenza tra tutti questi attori è che il Cremlino ha dimostrato la volontà di essere disposto ad utilizzare l'arma nucleare laddove non ci sia alternativa. Però per fortuna al momento questo scenario radicale, questo scenario estremo è ancora molto lontano. Io vorrei rassicurare chi ci sta guardando, la situazione è molto tesa, i rischi di incidenti ci sono, l'escalation ci potrebbe essere, però arrivare a un conflitto internazionale e a un conflitto nucleare non è come suonare il campanello di casa. Ci sono dei passaggi, ci sono dei calcoli, c'è estrema freddezza da parte di tutte le elite politiche coinvolte nel conflitto, perché si ha la consapevolezza che il conflitto nucleare potrebbe portare all'estinzione della civiltà umana come la conosciamo. E questo è stato evidenziato, ripeto, sia dalla NATO che dagli Stati Uniti, che stanno agendo come stanno agendo proprio per tenere le tensioni entro un certo perimetro, perché altrimenti se la NATO e gli Stati Uniti avessero voluto intervenire in Ucraina, l'avrebbero fatto già dal primo giorno per Chiaro, sì. fermare la Russia, o avrebbero già trovato centinaia di motivi per far andare il proprio personale militare lì. Ovviamente non come alleanza, perché l'alleanza si attiva in caso di attacco, ma come coalizione di volenterosi, Certo. come missione su mandato ONU. Poi la politica è l'arte della creatività in questo senso. Infatti, grazie professore. Io lo interrompo solo un secondo. Abbiamo la pubblicità, quindi anche voi telespettatori restate lì, aspettate, ci riprendiamo tra poco.